quarto appuntamento del Festival delle Bellezze rinnova a Ittiri il ricordo di Paolo Borsellino, di Emanuela Loi e degli agenti della scorta che 31 anni fa persero la vita nel tragico attentato di Via D'Amelio. Questa sera a graffiare con la sua voce sarà Gio Perrigno, accompagnato in una performance molto suggestiva dall'attrice Zuanna Maria Boscani. Non ci voglio stare. Te devi da calma, per te non è più festa, il cuore te l'ho dato me e l'hai distrutta via quel bulletto. Gio, questa sera con Storie di Vita Mala sentiremo il rocker, il cantastorie o tutti e due? Mi sono stufato di fare il rock perché secondo me in Italia in questo momento non c'è gusto a fare il rock e mi sono spostato in una forma un po' più teatrale, musica e teatro con Cantare Storie di Vita Mala, dove raccontiamo proprio delle storie di vita mala. Parliamo della carcerazione in giovane età, degli abusi sui minori, della violenza sulle donne, della recrudescenza dell'eroina. Diciamo sono storie di ordinaria crudeltà e tristezza che viviamo ormai in questo mondo allo sfaccio, e Giovanna Maria non fa nient'altro che attraverso dei costumi rendere le canzoni più palesi. Allora il traditore con un coltello contro la fanciulla, e mentre la fanciulla non reagiva, lei lì per lì e non gli fece nulla, ma la fanciulla del caso profittò, tolse la rivoltella, 3 colpi gli sparò. Zuanna, la musica che incontra la recitazione è il modo migliore per raccontare le storie, o meglio queste storie? Ma per noi è diventato quasi magico, perché ogni volta che presentiamo il progetto, colui che canta e recita anche e io che rappresento le canzoni, il pubblico riesce a entrare ancora di più nell'immaginario di storie che poi sono molte sono grottesche, molte sono tristi, e quindi il pubblico riesce a entrare meglio e a percepire di più anche la canzone, diventa più intenso e tutto diventa magico e ci piace. Oh Padre mia, abbi pietà di me, aprimi la tua tomba, serrami in paratoi. Grazie signori, buonanotte. Come?